È giovedì 20 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. C'è la cronaca per cominciare la nostra mattinata ad Adrano. Ieri l'ultimo saluto ai 3 braccianti che sono morti nell'incidente che si è verificato a Carlentini, la chiesa piena di persone, e l'omelia dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha detto: noi, nostri eroi con le mani pulite. Sentiamo il servizio. I braccianti stiano attenti, gli orari di lavoro, le circostanze, i mezzi, siano tutte situazioni che assicurano loro. La Chiesa Madre di Adrano gremita e commossa per l'ultimo saluto a Rosario Lucchese, Salvatore Lanza e Salvatore Pellegriti, i 3 lavoratori morti lunedì scorso nelle strade del Siracusano in un incidente. Stavano tornando da una giornata di lavoro trascorsa a raccogliere arance nelle campagne di Francofonte, il terribile impatto al chilometro 19 della statale Ragusa-Catania. Abbiamo il dovere di stringerci accanto alle vostre famiglie e di pensare ad altri lavoratori come voi, alla loro sicurezza e l'impegno di tutti per un lavoro dignitoso, libero e sicuro, ha detto l'arcivescovo Renna, che ha presieduto i funerali. Chi lavora onestamente oggi, come hanno lavorato Salvatore, Rosario e Salvatore, sono i nostri veri eroi. Si rivolge il vescovo ai parenti delle vittime. Siate sempre orgogliosi di queste persone che sono morte con le mani pulite. Deciso il lutto cittadino, non vi lasceremo soli, ha detto il sindaco Mancuso. La Giunta e il Consiglio Comunale hanno deliberato un'azione di solidarietà per le famiglie. Gli studenti di Agraria hanno tenuto un minuto di silenzio e condiviso messaggi di cordoglio e riflessioni. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e dovrà valutare anche la testimonianza di un avvocato siracusano che con la sua auto si trovava dietro al van su cui viaggiavano gli operai e che avrebbe parlato di una tragica fatalità e di una gomma esplosa. Ma tutto questo dovrà essere verificato. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti. E allora andiamo subito da Emanuela per cominciare a leggere i quotidiani, partendo proprio dai funerali di ieri. Tanta commozione ieri appunto nella Chiesa Madre di Adrano per quest'ultimo saluto a questi 3 operai. Appunto la messa è stata officiata da Monsignor Renna. Hanno lasciato il profumo del lavoro, questo il titolo che oggi ha scelto la Sicilia. In una chiesa madre stracolma di gente, l'arcivescovo di Catania Renna ha celebrato appunto i funerali dei 3 braccianti morti lunedì nell'incidente sulla statale 194. Il sindaco: alle famiglie non vi lasceremo sole. E poi ieri era anche la festa del papà, infatti c'è stata questa toccante lettera di Piera, la figlia di una delle 3 vittime, Salvatore Lanza, che ha detto: oggi è la tua festa papà, ma stavolta posso abbracciarti solo con il cuore. E poi Ebat Ciala, Catania, dice che sosterrà economicamente i familiari. Insomma, c'è anche molta solidarietà attorno alle famiglie di questi 3 uomini che appunto hanno perso la vita per andare al lavoro. Grazie Emanuela, adesso la nuova strage di migranti, si continuano a cercare i dispersi in mare nel canale di Sicilia, 6 i corpi recuperati, 10 i superstiti, e intanto l'associazione 3 ottobre chiede che anche i cadaveri dei profughi vengano identificati per garantire uguaglianza tra i popoli. In 56 su un gommone. Sono partiti da Sfax in Tunisia e al momento solo in 10, grazie ai soccorsi della Guardia Costiera, hanno toccato la terra di Lampedusa dopo un naufragio che intanto ha restituito 6 corpi senza vita. Sono 40 i dispersi. Eccoli i numeri dell'ennesima tragedia del mare, per la quale adesso il Comitato 3 ottobre, nato per ricordare il naufragio del 2013 a Lampedusa, che provocò almeno 368 morti, auspica che ai cadaveri dei migranti recuperati venga subito prelevato almeno un campione di DNA e che la polizia scientifica li fotografi, come avverrebbe se il naufragio vedesse coinvolti dei turisti e non delle persone migranti. E ciò, si legge, per una questione di uguaglianza. I superstiti hanno riferito di essere partiti nella notte di domenica 16 marzo e dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti sarebbero caduti in acqua forse a causa del mare agitato. Il gommone è stato intercettato nelle acque antistante Lampione.
regione. I 10 superstiti sono ospitati all'interno dell'hotspot di Lampedusa, accolti dalla Croce Rossa italiana. Sono tutte in buone condizioni di salute. Dopo la procedura di pre-identificazione forniremo loro un ulteriore supporto psicologico con la nostra equipe multidisciplinare. Le operazioni di ricerca a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse sono proseguite con il supporto di diversi mezzi aerei della Guardia Costiera e velivoli di Frontex, di Forze Armate e Polizia. Dopo i 10 naufraghi a Lampedusa sono giunti altri 40 migranti senegalesi, guineani e malesi. Anche loro hanno riferito di essere partiti da Sfax e hanno viaggiato su un barchino di metallo di 8 metri. Torniamo ai quotidiani, Emanuela, un'altra tragedia del mare. Sempre sulla Sicilia leggiamo strage silenziosa nel Mediterraneo, 6 vittime e 40 dispersi a Lampedusa. I racconti dei 10 superstiti: con il mare in tempesta non siamo riusciti a soccorrere gli altri. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, dove troviamo questa notizia: migranti, ecatombe in mare, 6 corpi recuperati e 40 dispersi. L'ennesimo naufragio sul gommone che si è capovolto, appunto erano in 56. I 6 cadaveri di migranti riportati a terra, 40 dispersi, 10 si sono salvati. Questi i numeri appunto di quest'ultima tragedia. E adesso ci occupiamo ancora della vicenda dei referti istologici che non sono stati consegnati, comunque sono arrivati con grande ritardo alle persone che aspettavano di sapere se fossero oppure no malati di cancro. Si sono concluse le ispezioni fatte dagli ispettori inviati dal Ministero, che sono rientrati a Roma. Ci sono anche le parole del Ministro Schillaci, che dice: valuteremo se sarà necessario fare, diciamo, degli interventi, ma facciamo il punto in questo servizio di Mario Viola. Valuteremo eventuali azioni da intraprendere alla luce degli esiti dell'ispezione condotta all'ASP di Trapani. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, riceverà nelle prossime ore la relazione degli ispettori appena tornati a Roma dopo 2 giorni in Sicilia, ma le sue prime parole lasciano capire che qualcosa accadrà sicuramente. Il titolare del Dicastero della Sanità è rimasto spiazzato dalle notizie che gli erano state fornite per rispondere ad una interrogazione parlamentare, notizie che lo hanno indotto in una risposta tranquillizzante, quando la situazione non lo era affatto. Una cosa che non è andata giù al ministro. Per parte loro, gli ispettori hanno acquisito anche la relazione dei funzionari regionali che avevano fatto a loro volta una ispezione la scorsa settimana, contestando ben 7 violazioni alla dirigenza sanitaria di Trapani. E adesso vengono resi noti anche i dati ufficiali. Sono 206 su oltre 3.308 i campioni istologici risultati positivi a patologie tumorali al termine dell'attività di refertazione compiuta dalle aziende del servizio sanitario regionale coinvolte per azzerare i ritardi accumulati a Trapani. Il dato ufficiale emerge dal report finale della task force messa in campo dalla regione su input del presidente Renato Schifani a partire dal 4 di marzo. Alla luce di tutto ciò riprendono vigore le pressioni sul manager Ferdinando Croce, invitato a dimettersi già su indicazione proprio del presidente della regione nei giorni scorsi, anche se mai per le vie ufficiali. Lui, Croce, ex capo di gabinetto vicario dell'assessore alla salute Ruggero Razza, uomo di Fratelli d'Italia, ha tenuto duro sperando che gli ispettori ministeriali ribaltassero la situazione, ma i 4 funzionari nazionali, 2 ministeriali, uno della Genas, l'agenzia sui servizi sanitari, e un sottufficiale dei carabinieri del NAS, sembrano aver preso tutt'altra direzione. Emanuela, torno da te per questa vicenda che continua a riservare sempre delle novità. Su Repubblica leggiamo, Repubblica Palermo, Trapani 206 i tumori, il ministro Schillaci pronti ad intervenire. Conclusa l'ispezione sugli esami in ritardo, la difesa di Croce, l'assessorato sapeva, ha chiesto notizie su singoli casi clinici. Ricordiamo che sono oltre 3.000 appunto gli esami istologici che sono rimasti per mesi in frigorifero, e questo è poi l'esito di questi esami che sono stati refertati con molto ritardo. Infatti andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud, ci sono anche le parole di Maria Gallo, la donna dalla quale appunto è partita la denuncia, è partito anche questo scandalo. Lei ha dovuto attendere 8 mesi per questo esame. 8 mesi di ritardo fanno la differenza tra la vita e la morte. Ricordiamo che lei ha scoperto dopo 8 mesi dal momento dell'esame
l'esame di avere un tumore al 4º stadio. Quindi leggiamo, sono 206, anche qui i pazienti malati di tumore, dramma e rabbia dopo la lunga attesa. Ultimatum al manager Croce: se non si dimette entro domenica sarà sospeso dalla Regione e non potrà ricevere altri incarichi. Alla Camera è finito questo scandalo appunto degli esami istologici, quindi se ne è parlato anche in Parlamento, l'indignazione del ministro Schillaci. E ancora andiamo a vedere la Sicilia, Trapani, 206 pazienti oncologici positivi sui 3.000 referti in ritardo, conclusa l'ispezione del Ministero, NAS in campo, Schillaci alla Camera, valuterò azioni necessarie. Adesso c'è un'inchiesta che arriva da Caltanissetta su Caltacqua. Ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato centinaia di documenti nella sede proprio di Caltanissetta della società. Controlli anche all'interno del Lati idrico e anche in Spagna nella sede proprio di Aqualia. Sentiamo. Frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale sono questi reati per i quali la Guardia di Finanza di Caltanissetta indaga e da questa mattina sta sequestrando centinaia di documenti nella sede di Caltacqua, il gestore del servizio idrico integrato per tutta la provincia nissena. In contemporanea i militari del gruppo PEF, diretti dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito perquisizioni nella sede dell'Assemblea Territoriale Idrica ATI di Caltanissetta e all'interno della sede dell'Aqualia di Madrid in Spagna. L'attività in territorio estero è stata eseguita in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola in esecuzione di un ordine europeo di indagine. L'operazione si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza idrica che la scorsa estate ha attanagliato il centro Sicilia, in particolare Caltanissetta e la vicina San Cataldo. L'ex sindaco Roberto Gambino aveva depositato 2 denunce, una per interruzione di pubblico servizio e una relativa all'inquinamento dell'acqua distribuita per giorni ai cittadini nisseni. Al momento sarebbero 10 gli indagati e tra questi dirigenti di Caltacqua e FCC Aqualia, nonché il presidente dell'Ati, ossia il sindaco del comune di Nisceme, Massimiliano Conti, in carica indicato come candidato alle prossime elezioni per la provincia nissena per concorso nei reati di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Emanuela. Sì, torniamo sempre sulla Sicilia. Allora, leggiamo acqua, l'affare sulla pelle dei nisseni. L'inchiesta appunto della Guardia di Finanza che ha sequestrato atti e file informatici tra Sicilia e Madrid. Ipotizzati inquinamento e frode nelle pubbliche forniture. 10 indagati tra ATI, Caltacqua e Aqualia, salute e scatole spagnole. Sotto accusa anche il tilt della depurazione, focus sul sistema mangiasoldi di controllori e controllati. E poi vediamo sempre qui l'allarme sulla compromissione significativa delle risorse idriche, fascicolo aperto nel 2023. Andiamo a vedere Repubblica Palermo, a pagina 7. Caltanissetta, inchiesta su Caltacqua, perquisizioni appunto tra Sicilia e Spagna, operazione della Guardia di Finanza e della Polizia spagnola. I PM contestano l'inquinamento ambientale e la frode in pubbliche forniture. E adesso siamo a Catania, brucia la spazzatura per molte ore ha bruciato ed era accatastata nei pressi di Faro Biscari, uno scempio ambientale per la città che vanifica così il rilancio turistico. Brucia ancora e brucia vedere uno scempio del genere a pochi passi dal porto e sotto lo sguardo dei turisti. La terra dei fuochi di Catania, senza catastrofismi, ha il sapore acre del fumo che rende irrespirabile l'aria e che certo non fa bene alla salute. Ieri è stato necessario evacuare anche la scuola Dusmet Doria di Via Playa. Oggi si prende atto che l'affaccio a mare è tutto tranne che attrattivo per buona pace di chi si cimenta in programmi turistici e di rilancio. Mentre si indaga per risalire agli autori che quasi certamente la passeranno franca, a pochi metri dall'ex Italcementi dove si è sviluppato l'incendio di rifiuti e plastica, si continua a scaricare di giorno e di notte. Guardate com'è ridotta via Barcellona. Ci sono sempre le stesse persone che buttano la spazzatura. Le è capitato di vedere persone che scaricano? È capitato litigare con le persone che scaricano. Sicuramente non è un bell'aspetto vedere questa spazzatura. Non è facile lavorare in questo contesto. Ci sono le telecamere ma non funzionano, credo che non funzionano perché se no non succederebbe questo disastro, perché è un disastro. Vuole lanciare un appello al sindaco trentino? Il sindaco potrebbe fare qualcosa, telecamere, mettere magari a ronda, fare un giro con i vigili urbani.
E questo è lo spartitraffico di via Acquicella Porto, dove la spazzatura occupa ogni cosa a ridosso di un attraversamento pedonale. C'è anche un vecchio baule, ma in questo caso la caccia al tesoro non c'entra nulla. Alcune telecamere ci sono, ma non sono funzionanti, ed allora ci chiediamo, non sarebbe più utile far passare qui i mezzi dell'esercito che vengono utilizzati in via Etnea? Una presenza costante potrebbe essere un ottimo deterrente qui, dove lo Stato è il grande assente. Torniamo sui giornali e completiamo la rassegna stampa regionale. Eh sì, mentre Catania è alle prese con la spazzatura, vediamo Repubblica Palermo, a Palermo, Vampe e Movida senza regole, la città ostaggio dei violenti. I roghi di San Giuseppe sfociati negli incidenti, danni per 300.000 euro e 3 feriti. Intervista al prefetto Mariani, il rito è diventato un alibi, adesso basta con la barbarie. E poi l'insofferenza e i divieti che trasforma una vecchia tradizione. Vediamo le altre notizie, naturalmente qui anche in prima pagina il caso dei test istologici in ritardo, ma vediamo nel taglio centrale al centro pagina il cantiere infinito dello spasimo che riaprirà solo per le nozze della principessa. E ancora bici e pedoni, così cambia via Roma. E via l'assessora e il burocrate scacco a Tamaio, questo per quanto riguarda la politica regionale. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia, le altre notizie. Allora, intanto Acqua Torbida, il titolo che appunto è stato scelto in prima pagina per quanto riguarda questa inchiesta che vede sotto indagine Caltacqua, e poi le altre notizie. Oggi Fitto a Palermo, l'euro ormai ex ministro, oggi in Europa, regione al rallentatore, fondi dell'Unione Europea su 7,3 miliardi spesi appena 181 milioni. E poi conclusa l'ispezione Trapani su 3.000 referti, 206 appunto i pazienti positivi. Ancora migranti, altra strage in mare, 6 morti e 40 dispersi, agricoltura a Vittoria, invasione della marea gialla di Coldiretti, SOS dell'Unione Europea sul cibo sintetico. Questo per quanto riguarda la Sicilia. Vediamo in alto per la cronaca naturalmente i funerali dei 3 operai che sono morti ad Adrano. Catania, sventata una truffa agli anziani, 2 i fermati. Il giornale di Sicilia, l'apertura, eccola qua, assalto al reddito di povertà. Questo sussidio che è stato reintrodotto dalla regione dopo lo stop al reddito di cittadinanza voluto dal governo, ecco, naturalmente è stato un boom di richieste, già 60.000. Quelle arrivate alla regione, manca ancora un mese per chiudere il bando. Servirebbero 156 milioni, ma in cassa ce ne sono soltanto 30. Controlli rigidi naturalmente contro i furbetti. La misura una tantum messa in campo per le famiglie indigenti ha scatenato appunto la corsa, ma l'attuale budget basterà soltanto per 11.000 domande. E poi qui vediamo la foto di Croce, ultimatum per Croce, entro lunedì la decisione per quanto riguarda il caso ASP Trapani. Altra tragedia in mare di migranti, 6 morti e 40 dispersi. E poi si schianta con l'auto, muore a 22 anni a Tommaso Natale. Francesco Zito stava andando al lavoro è finito contro una pensilina. Amat, un'altra giovane vita spezzata appunto sulle strade siciliane. E ancora a Palermo, approvato in anticipo il bilancio di previsione, fondi per 100 assunzioni e RAP, la galla, risorse pure per il verde. E poi qui vediamo l'inchiesta appunto su Caltacqua, perquisizioni e 10 indagati. La Gazzetta del Sud, vediamo in alto. Così cambierà il viale Martino, presentato nel dettaglio il progetto di restyling, l'avvio dei lavori a inizio aprile, entro novembre il tratto Latomonte, dopo Natale si passerà al Latovalle, conclusione prevista a giugno 2026. Insomma, Messina continua ad essere un grande cantiere, sono tante le opere ormai da tempo volute e messe in atto dall'amministrazione appunto del sindaco Basile. E poi vediamo il caso appunto della
del reddito di povertà, sussidio per pochi intimi, sono troppi i siciliani poveri, dalla regione 30 milioni, ne servirebbero appunto 156, sono numeri veramente che lasciano insomma un po' così senza parole, Angelo, perché non c'è veramente paragone tra quello che servirebbe e quello che in realtà poi è stato messo in campo dalla regione. Ecco, andiamo a vedere all'interno: reddito di povertà, boom di richieste, disponibili solo 30 milioni, ma sono state messe in piedi, e questa è una cosa positiva, i controlli per evitare appunto queste le truffe di cui abbiamo tanto parlato per quanto riguardava invece il reddito di cittadinanza finito nelle mani di chi non ne aveva bisogno, e molte volte anche della criminalità. Credito al consumo, si parte, la regione coprirà il 70% degli interessi sugli acquisti. Anche qui un'altra novità introdotta dalla regione per aiutare le famiglie, cioè là dove le famiglie si indebitano con delle rate, la regione quantomeno copre la parte degli interessi. E poi vediamo altre notizie all'interno. Eccolo qui, ecco, per esempio per quanto riguarda un'altra opera che dovrebbe nascere appunto nella città dello Stretto, il nuovo viale San Martino, ecco il nuovo volto. Nei primi 2 mesi il tratto Cairoli via Maddalena, ambo i lati, poi entro novembre, dicevamo, il versante Monte fino al viale Europa, stop a Natale, rush finale sul tratto a valle. Queste alcune immagini appunto di come diventerà per esempio la nuova Piazza della Repubblica. Qui i lavori partiranno tra un paio di mesi, quindi grandi progetti di restyling per quanto riguarda appunto la città dello Stretto. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te, stavolta per leggere i quotidiani nazionali. Adesso invece andiamo a collegarci, come avviene ogni mattina, con la polizia stradale. Andiamo a Lentini con, credo siamo a Siracusa probabilmente, non a Lentini stamattina, con il sovrintendente Mirko Zalfina. Buongiorno, ben trovato. Le ultime notizie. Salve, buongiorno. Oggi vi diamo il nostro benvenuto all'interno del nostro progetto Icaro. Ci troviamo a Ortigia, a Siracusa, dove stiamo dando il nostro contributo facendo educazione stradale ai bambini. Investiamo il nostro tempo e le nostre risorse sulla formazione dei bambini. Cominciamo oggi a dare le nostre notizie sul traffico. Cominciamo dalla sede per quanto riguarda le autostrade. Allora, l'autostrada A18 Messina-Catania, causa lavori, si segnalano la chiusura dello svincolo di Taormina A18 direzione Catania sino alle ore 24 del 12 aprile. Continuiamo sulla tangenziale di Catania, il solito traffico intenso in direzione Siracusa a partire dai Caselli di San Gregorio fino allo svincolo della zona industriale. Sempre il traffico è congestionato nelle ore mattutine. Stessa cosa sulla 18 TIR, viale Mediterraneo, dai Caselli di San Gregorio sino ad arrivare a Catania, in via Vincenzo Giuffrida. Continuiamo sulla Catania-Siracusa-Modica, la 18, il tratto tra Avola e Cassibili, direzione nord Siracusa, rimane aperto ma persiste il divieto per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Sulla Catania-Palermo persiste ancora lo svincolo di Enna chiuso in ingresso e in uscita in direzione Palermo. L'uscita consigliata per raggiungere Enna rimane sempre lo svincolo di Mulinello e di Taino. Passiamo invece sulla viabilità ordinaria sulle strade statali. Sulla SS 121 Catena Paternò sino al 2003 vi è la chiusura del traffico veicolare sulla carreggiata in entrambe le direzioni, nella fascia oraria dalle 20:30 di sera fino alle 6:30 dell'indomani mattina. Il tratto chiuso ambedue le carreggiate è quello tra lo svincolo di Mister Bianco e Valcorrente. Rimane ancora il piccolo disagio sulla 192 Valle di Taino. Ci sono dei lavori per quanto riguarda la parete superficiale del fronte di Taino e si consiglia agli utenti in transito lungo la strada statale 192 di utilizzare il percorso alternativo posto in essere dall'ente proprietario della strada, sia per i veicoli provenienti da Catena Nuova e in direzione Enna e Catania. Detto ciò, non abbiamo particolari altre notizie da darvi sul traffico veicolare.
vogliamo darvi dei consigli che riguardano oggi l'uso dei sistemi di ritenuta, le cinture di sicurezza. Vogliamo sensibilizzare tutti gli utenti, e partiamo già dai bambini a parlare di questa cosa delle cinture di sicurezza, e sfatare un mito, quello dell'utilizzo che è anche illegale della famosa spinetta in auto. Bene, sappiate che questa spinetta, sì, è vero che vi leva quel fastidioso cigolio, però fate una cosa particolarmente pericolosa per la vostra salute, ovvero inibite la centralina master del veicolo. Dite al veicolo, mettendo questa spinetta, che avete la cintura di sicurezza inserita. Questo che cosa permette al veicolo di fare? Il veicolo è autorizzato, in caso di incidente stradale, a far esplodere gli airbag. All'interno degli airbag c'è una piccola carica di esplosivo, piccolissima. La sua deflagrazione permette al famoso palloncino di gonfiarsi. Ora, se avete il cicalino, la spinetta messa, il vostro spazio è sempre più ridotto del busto, la forza cinetica vi porta più in avanti. Questo è cosa fa accadere? Che tutta la deflagrazione ve la beccate tutta in faccia e vi fate veramente male. Quindi l'uso della spinetta anche no, evitiamo, mettiamo la cintura e facciamo un gesto d'amore nei nostri confronti, perché vogliamo stare bene. Nel frattempo, visto che siamo nell'abito di Icaro, diamo anche il buon esempio ai nostri bambini che abbiamo in macchina, quindi utilizziamo la cintura e facciamola mettere anche a loro. Con questo vi auguriamo una buona giornata. Il compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale, nell'ambito del progetto Icaro, vi auguriamo una buona giornata e una buona viabilità a tutti. Grazie al sovrintendente Mirko Zalfina, ci parlava da Ortigia, Siracusa. Adesso vediamo la situazione traffico in città a Catania in questa circostanza, con le immagini che arrivano da via Vincenzo Giuffrida, il traffico piuttosto sostenuto in ingresso ma anche in uscita. Tutto sommato però non ci sono particolari criticità. Quello che osserviamo in alto sui vostri teleschermi, con le vetture che viaggiano in direzione Viale Mediterraneo, vedete c'è una bretella che poi consente l'ingresso sulla circonvallazione di Catania. Lì sì che c'è decisamente un po' di traffico, il traffico qui è piuttosto rallentato. Ci fermiamo, fra poco torniamo con i quotidiani nazionali insieme ad Emanuela Corsi. Allora andiamo a vedere i quotidiani nazionali. Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, Angelo. Allora, intanto vediamo la bagarre ieri in aula sull'Europa, la Premier che invoca il testo, il manifesto di Ventotene, dice: l'idea di quel testo non è la mia, l'opposizione si ribella, oggi il Consiglio a Bruxelles, appunto Meloni contro il manifesto di Ventotene, seduta sospesa, Schlein parla di oltraggio, tutto è successo perché la Meloni ha tirato in ballo questo testo e ha detto: questa non è l'Europa che insomma mi rispecchia, l'Europa che veniva appunto descritta da chi ha redatto questo testo, cioè Spinelli, Rossi e Colorni, siamo nel 1941, e da lì insomma è successo il putiferio con le opposizioni. Andiamo a vedere le altre notizie velocemente. A Istanbul finisce in cella il sindaco Ekrem İmamoğlu, proteste contro Erdogan perché è considerato l'avversario, il più pericoloso avversario appunto del presidente, accusato di corruzione, ma i turchi non ci stanno, soprattutto gli abitanti di Istanbul appunto che sono scesi in piazza per protestare. E poi andiamo a vedere cosa succede invece per quanto riguarda il fronte della guerra tra Russia e Ucraina. Trump sente Zelensky, parole di ottimismo, quindi clima più disteso rispetto all'incontro che è avvenuto nello studio ovale tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente appunto ucraino. Kiev, pace duratura possibile entro l'anno. E ancora,
Per quanto riguarda la cronaca, questa notizia, si continua ad indagare sulla morte di questo giovane ragazzo, Andrea Prospero. Ci sono tanti punti interrogativi sulla fine di questo ragazzo, la chat e il suicidio, caccia ad una rete di truffatori. Sono 4 le persone ricercate. Ci sarebbe anche un 18enne appunto in questa inchiesta che avrebbe istigato Andrea Prospero, che vediamo in questa foto, a farla finita. La morte di Andrea e la rete di truffatori caccia un gruppo di 4 uomini. L'ipotesi dei pagamenti in Bitcoin. Andiamo a vedere. Andrea Prospero, 19 anni, è morto dopo aver assunto un mix di psicofarmaci mentre chattava in rete. Indagati 2 diciottenni, Emiliano Volpe ai domiciliari per istigazione al suicidio e Jacopo Ricciardi per spaccio in chat, anche un terzo che rischia invece un'accusa per omissione di soccorso. E poi si parla, vediamo in questa pagina, anche del caso di Liliana Resinovic. In questo caso la notizia è che il marito è finito a processo per aver diffamato i vicini di casa. Anche questo un giallo sul quale si cerca di fare luce. Sembrava un suicidio iniziale, ma adesso si indaga per omicidio. C'è un altro caso, un altro giallo italiano che ritorna alla ribalta, cioè la morte di Chiara Poggi, perché appunto il colpo di scena è che dopo 18 anni adesso c'è un nuovo indagato. Stiamo parlando di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Sempio ritorna al lavoro, lui dice: sono innocente e tranquillo, è ora di farmi vedere. Il nuovo indagato appunto per il delitto di Garlasco ha detto: i Poggi mi credono. Quindi la famiglia Poggi resterebbe ancora della convinzione che l'assassino è stato effettivamente Stasi, l'ex fidanzato. Bisogna vedere poi cosa dicono le prove, cosa dicono gli atti. Chiaro, no? Infatti è stato sono stati Andrea Sempio è stato sottoposto ad una serie di esami, tra cui quello del DNA, per vedere se c'è un riscontro poi con quello trovato sotto le unghie appunto della ragazza. Vediamo la Repubblica. Meloni contro gli europeisti, accusa in aula gli autori antifascisti del manifesto di Ventotene. Quella non è la mia Europa, ha detto Meloni. Il PD parla di oltraggio e intanto Benigni ieri sera su Rai 1 porta il sogno di Spinelli. Appunto Rossi, 2 degli autori del testo appunto del manifesto di Ventotene, la Lega sul riarmo, la Premier non ha il mandato per approvarlo. Tensione in maggioranza tra Meloni e la Lega per quanto riguarda il discorso appunto del riarmo. E poi, scusami Angelo, restiamo sulla prima pagina di Repubblica perché c'è un'altra novità che riguarda la strage di Calenzano. Secondo i giudici si poteva evitare, ci sono 9 indagati. Andiamo a vedere all'interno. Evitabile, bastava dire no a 250.000 euro. Questa è la cifra che l'azienda voleva risparmiare. Questo risparmio è costato a quanto pare la vita a questi operai. Era un modello organizzativo improntato sull'abbattimento dei costi, al punto da consentire che le stesse operazioni di manutenzione e quelle di carico di carburante avvenissero in simultanea. Una manovra che avrebbe prodotto un risparmio di circa 255.000 euro e che sarebbe stata fatale appunto per questi operai morti nell'esplosione appunto del 9 dicembre scorso. Andiamo a vedere La Stampa con il titolo di apertura: l'Europa si è fermata a Ventotene. Questo appunto questo è il titolo, e poi vediamo 2 foto a centropagina. Intanto follia Gaza, sono ripresi i bombardamenti di Israele nella striscia di Gaza, carri armati di Netanyahu di nuovo appunto nella striscia dopo una tregua che comunque sembrava vacillare fin dal primo momento, e poi la rivolta turca proprio per difendere il sindaco di Istanbul Imamoglu che è stato arrestato. Erdogan appunto fa arrestare il sindaco rivale. Ancora, se abbiamo qualche minuto, ci fermiamo. Un minuto. Un minuto, ok. Allora vediamo altre aperture. Il Resto del Carlino, più o meno vediamo che sono tutte le stesse. Meloni critica Ventotene, scontro in aula. E ancora Il Messaggero, ecco, vediamo in alto Meloni ripudia l'Europa di Ventotene, caos in aula, però il titolo in grande è questo: Zelensky che parla di pace entro l'anno.
Molto bene, grazie Emanuela, vediamo adesso le previsioni meteo e ci troviamo con te fra non molto, le previsioni meteo e dopo il primo ospite della mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì alta pressione sul Mediterraneo e dunque anche sul nostro territorio. Avremo dunque ovunque condizioni di bel tempo, così in Sicilia, contesto anticiclonico, una giornata ampiamente assolata e stabile, seppur di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di lievi velature. Attenzione ai venti che saranno particolarmente sostenuti sul versante occidentale e su quello meridionale, il tutto con temperature massime che localmente saranno in lieve aumento. E per quanto riguarda poi la giornata di venerdì non avremo nessun cambiamento, ancora l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, sole dunque protagonista in un contesto stabile e asciutto, temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente si raggiungeranno ancora i 19-20 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme, allora con il primo ospite della mattina, buongiorno al professor Roberto Cellini che è il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania. Professore, stamattina parliamo di gender gap, questo divario di genere legato però in modo particolare a quelli che sono i salari. Sì, non solo a quelli che sono i salari, ma anche a quella che è la partecipazione sul mercato del lavoro. Delle donne. Voi avete parlato dell'occupazione, certo ci sono più occupati e questa è una buona notizia, però i divari di occupazione tra la Sicilia e le altre regioni europee rimangono forti. In Sicilia c'è un grosso problema di partecipazione al mercato del lavoro che riguarda gli uomini, ma riguarda in misura maggiore le donne, perché è occupato grosso modo il 50% delle donne in età di lavoro contro la media europea che è oltre il 65%. Quindi un primo divario è su chi lavora, un secondo divario è sulla retribuzione, perché sappiamo che in Sicilia esiste un problema di qualificazione della forza lavoro, di bassa scolarità e quindi non solo lavorano meno donne, ma quelle che lavorano sono, come dire, in media meno istruite e quindi ricevono un salario minore rispetto a quello che succede in altre regioni europee. Professore, le volevo chiedere, ma ci sono dei segnali però in qualche modo che indicano che in Europa, intanto partiamo dall'Europa, forse qualcosa c'è, non dico un cambio di rotta, però qualche piccolo passo, un segnale positivo si registra intanto anche nella differenza dei salari? Le differenze permangono, quindi stiamo tutti aumentando e questo è bene, però è un aumento che non riduce le differenze e questo è male. E questo diciamo non è un segnale positivo. Andando poi nel dettaglio, esistono probabilmente delle realtà in cui le donne, prima lei faceva riferimento al fatto che la scolarizzazione è importante, cioè in quelli che sono i settori altamente professionali, altamente specializzati, lì si nota questa grande differenza. Assolutamente sì, cioè i cosiddetti soffitti di cristallo ancora esistono e quindi nelle posizioni apicali e nelle posizioni dirigenziali esiste ancora un problema di presenza femminile. Abbiamo parlato delle donne, ma parliamo anche dei giovani. Certo, perché diciamo c'è anche questo assolutamente risvolto. Sì, all'interno del buon dato di cui avete parlato anche nei giorni scorsi sull'occupazione esiste un problema di occupazione giovanile, perché anche se noi concentriamo l'attenzione sui giovani, si vede che la distanza tra la Sicilia e le altre regioni europee è una distanza importante. Il tasso di occupazione nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni vede la Sicilia nelle ultime posizioni, non in Italia ma ahimè in Europa. Sì, perché i dati in realtà che parlano, insomma, in grosso modo, i ragazzi italiani, la fascia in genere presa in considerazione tra i 15 e i 24 anni, in Italia è del 29,4. In Europa è del 34,5, esatto. Quindi c'è molta differenza in questa fascia d'età, poi magari andando avanti si possono scoprire altre differenze chiaramente, ci mancherebbe. Allora, la differenza del tasso di occupazione, prima lei ha fatto un riferimento, perché le donne sono intorno al 57,3%, diciamo, rispetto a quello degli uomini che invece è un dato del 71%, oltre il 71%, e questo significa che c'è una forbice ancora ampia, molto, che è legata non solo, credo,
a motivi come dire, di cultura, di preparazione, di scolarizzazione? No, è dovuta quando parliamo di cultura, in questo caso parliamo di cultura in senso generale, cioè del ruolo diciamo così, della donna nella società, no, ma è legata soprattutto alla disponibilità di servizi, perché laddove ci sono servizi, banalmente penso agli asili nido, al tempo pieno, alle scuole, naturalmente i compiti che culturalmente nella famiglia vengono assegnati alle donne diventano meno onerosi e quindi c'è una maggiore possibilità di partecipazione al mercato del lavoro. Se noi vogliamo affrontare questo problema e vogliamo aumentare l'occupazione femminile, si deve innanzitutto lavorare sui servizi reali dati alla famiglia, quindi sulle disponibilità di cura dei bambini, aggiungo anche degli anziani, nel senso, come dire, che la cura dei genitori ora abbiamo un sistema di welfare che rispetto a questo si deve porre dei problemi, e avere i servizi di welfare è utile non solo di per sé, ma è utile perché libera le donne, libera non solo le donne ma principalmente le donne da compiti che impediscono l'ingresso sul mercato del lavoro e quindi l'occupazione. Professore, una curiosità magari, noi abbiamo i contratti nazionali, no? Sì. Vengono applicati su tutto il territorio dei contratti nazionali. Allora, lei diceva prima che è un problema di scolarizzazione e quindi di ruoli, no? Quindi magari, che ne so, a un uomo che ha avuto forse la, fra virgolette, fortuna di poter studiare di più e quindi è più preparato, diciamo così, viene applicato... Almeno sulla carta. Sulla carta, stiamo parlando sempre di carta noi. Che ne so, un contratto di sesto livello, mentre alla donna viene applicato, che ne so, un secondo livello, per dire. È qui tutta la differenza? Qui c'è una buona parte di differenza, ma guardi, io sono sorpreso del fatto che questo tipo di fenomeni, di comportamenti accadono anche nella pubblica amministrazione, cioè noi pensiamo che la pubblica amministrazione debba essere la stessa in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia, non è così, cioè la percentuale di laureati, per esempio, nella pubblica amministrazione nelle regioni del sud Italia è più bassa della percentuale di laureati della pubblica amministrazione nelle regioni del nord Italia. Perché? Perché quando vengono fatti i concorsi nella pubblica amministrazione la tipologia di bandi messi a concorso è diversa e questo poi si traduce anche evidentemente nei salari medi, anche nella pubblica amministrazione. Ma adesso le chiedo, il nostro paese, quindi l'Italia, rispetto ad altri paesi europei, in entrambe le due questioni, cioè l'occupazione e anche la differenza, diciamo, la differenza di salario. Come è messa l'Italia? Il nostro paese negli ultimi decenni, dagli anni 2000, ha un serio problema di crescita dei salari. I salari in Italia sono cresciuti meno che in tutti i paesi europei e questo vuol dire anche che nella distribuzione del reddito il monte salari sul PIL è diminuito e questo è un problema perché non sono aumentati i salari, si può dire anche perché non è aumentata la produttività, e perché non è aumentata la produttività è un problema di sistema, perché le nostre dotazioni per il fattore lavoro sono probabilmente meno avanzate, perché le imprese e il settore pubblico ha fatto meno investimenti e quindi il lavoro è meno produttivo. Quindi il problema è un problema di sistema rispetto al quale l'Italia dovrebbe, diciamo così, darsi una mossa. Allora, speriamo che questa mossa possa arrivare, che le nuove generazioni soprattutto in qualche modo quelli che si affacciano non solo al mondo del lavoro ma che assumono poi dei ruoli diciamo direttivi e di indirizzo del paese possano in qualche modo cambiare questa inerzia. Non è facile, capiamo, servono dei cicli perché poi queste cose possono veramente essere, si possono mettere a regime. La liberiamo, sappiamo che ha tanti impegni questa mattina, grazie per essere stato con noi, approfondiremo il tema perché è un tema veramente vasto, con dei risvolti che certamente oggi non abbiamo potuto, per il tempo che abbiamo avuto a disposizione, così esaurire, perché c'è tanto da dire. Grazie al professor Roberto Cellini, che è il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania. Buon lavoro, una buona giornata. Noi ci dobbiamo fermare, appena una breve sosta e poi parleremo di turismo. Fra non molto parleremo di turismo a Buongiorno Sicilia. Grazie ancora professore, a presto. Di
turismo parliamo fra pochissimo, ma in qualche modo turismo parliamo anche con le giornate del FAI, è un turismo particolare. Adesso andiamo a Messina, buongiorno al nostro Francesco Triolo, con lui c'è il capodelegazione FAI di Messina. Buongiorno Angelo, sì, con me c'è Nico Pandolfino, il capodelegazione FAI di Messina, e ci troviamo all'interno dell'Università Centrale di Messina, la scalinata che c'è qui nel cortile, perché l'università è uno dei 3 luoghi scelti quest'anno dal FAI di Messina per le giornate di primavera. Una è questa, l'università, un altro è l'antico faro di Capopeloro, l'altro in provincia a Roccalumera, il parco dedicato a Salvatore Quasimodo. Ma io coinvolgerei subito Nico Pandolfino facendoci spiegare i motivi della scelta, a cominciare qui dall'Università di Messina. Diceva Angelo Gagliano, è un turismo culturale quello che si apre grazie alle giornate FAI di primavera. Sì, un turismo che porta a Messina tanti visitatori, così come in tutti i luoghi che normalmente sono aperti dal FAI. Noi quest'anno abbiamo fatto queste 3 scelte, come giustamente dicevi. Partiamo dalla scelta dell'università, un ingresso da Via dei Verdi, partendo dal portale antico ricollocato, una università che ha una lunghissima storia, viene appunto fondata nel 1548, una storia travagliata, ma è un'università appunto voluta, rivoluta, come specificato anche da Pascoli in un discorso agli studenti nel 1900, e noi appunto attraverso la voce degli apprendisti ciceroni, che da 2 mesi hanno iniziato i sopralluoghi in questo splendido luogo, con una disponibilità immensa da parte della rettrice e di tutto il personale, accompagneranno appunto all'interno di questi luoghi che sono ricchi di un patrimonio immenso. Angelo, non c'è solo la stanza della rettrice piuttosto che le aule, ma attenzione, hanno puntato molto sull'aspetto culturale. Verranno riscoperti tutti i volumi della biblioteca antica, verranno spiegati anche quali sono all'interno. Sì, per l'occasione esporremo appunto il manoscritto più antico che è in possesso dell'università, ma anche un codice miniato sugli statuti di Verona, e in prestito arriverà dalla biblioteca regionale, grazie a una partnership con DR Broker, che si sta occupando in termini proprio materiali di coprire la polizza assicurativa e la movimentazione, un manoscritto di Mario Giurba, noto giurista messinese. Ma ancor di più faremo appunto scoprire tantissime altre cose, sempre con la voce degli apprendisti. Senti Angelo, la cosa particolare delle giornate FAI di primavera qui a Messina però è il faro di Capopeloro, che è un sito militare, è un sito che solitamente è chiuso tutto l'anno e che molti messinesi ammirano quando vanno in spiaggia lì dove c'è proprio il pilone. Immaginate, dove c'è l'incrocio tra Mar Tirreno e Mar Ionio, e che in passato serviva proprio per segnalare la presenza della terraferma a tutte le navi che solcavano lo stretto, e c'è stata una fatica anche aprire quello. Sì, lo riapriamo per la seconda volta, perché lo abbiamo già aperto in occasione delle giornate FAI d'autunno, e quindi una disponibilità nuovamente dello Stato Maggiore della Difesa e di Mari Fari Sicilia. Il faro è perfettamente funzionante, è una reggenza, e quindi ovviamente capirete bene che conciliare la visita con la disponibilità della Marina è stato veramente difficile. La visita è su prenotazione, ormai restano gli ultimi posti, credo che ce ne siano una quarantina, tantissime le telefonate, 170 gradini per arrivare in cima, con una vista che mozzafiato. E poi c'è tutto il sistema antico dell'illuminazione del faro. Sì, il sistema antico che è visibile, ma ormai anche diciamo che il telecontrollo ormai subisce
anche dei processi che sono stati anche innovati, però si potranno vedere appunto anche tutte le manovre che si effettuavano appunto negli anni in cui il faro è stato costruito. Perché il faro, abbiamo detto, è a Capopeloro, ma c'è anche, se vogliamo andare in provincia, dicevo Angelo, se hai domande fermami naturalmente. Vai tranquillo per adesso, vai avanti, vai avanti. Ma la cosa particolare è anche questo appuntamento in provincia, perché l'apertura del Parco Quasimodo fa riscoprire luoghi, documenti anche inediti. È un Quasimodo, un poeta diverso rispetto a quello che magari ci si può immaginare, ed è all'interno dell'ex stazione ferroviaria di Roccalumera, Riviera Ionica, dove il padre prestava servizio. Sì, è attiguo, il parco è attiguo alla stazione di Roccalumera, quindi raggiungibile anche con il treno, ed è una struttura che esiste da 25 anni, che quotidianamente si arricchisce non solo di donazioni, verranno esposte per la prima volta alcune opere di Quasimodo. C'è un libro tradotto che addirittura porta l'impronta della mano di Quasimodo, che era questo un segno della che lui appunto ha apposto su questo volume, l'agendina, ma questi luoghi sono dei luoghi che di giorno in giorno si arricchiscono anche di contenuti, di aneddoti, di testimonianze che vengono appunto raccontati dai narratori e soprattutto appunto dai fratelli Mastroeni, che da 25 anni portano avanti questo percorso immersivo su Quasimodo. Francesco. Angelo, come accade anche nelle altre città, sostanzialmente si riscopre parti del territorio, zone o luoghi che magari sono poco conosciuti o poco frequentati. Dimmi tutto. No, dico, chiedevo al tuo ospite se noi abbiamo avuto ieri un collegamento su Catania. In questi 3 giorni stiamo cercando di mostrare come la Sicilia si apre, i beni nascosti in alcuni casi della Sicilia possono essere disponibili per tutti. Io chiedevo al tuo ospite la partecipazione dei giovani, l'approccio dei giovani non solo all'esperienza di fare il cicerone o di diventare cicerone, ma se la partecipazione dei giovani a visitare questi palazzi, questi monumenti, queste strutture, c'è grande entusiasmo. Allora, c'è grande entusiasmo. Sì, stiamo raccogliendo tanta partecipazione anche dagli studenti che incontriamo qui, perché come dicevo da 2 mesi con gli apprendisti stiamo girando i luoghi e gli studenti stessi ci chiedono cosa stia succedendo e capiscono che appunto potranno avere l'opportunità di scoprire anche spazi che normalmente, come dicevamo, non sono fruibili, ma anche di cogliere alcuni aspetti. Ci sono stati degli restauri importanti all'interno dell'Ateneo che hanno riportato alla luce anche delle bellezze all'interno dell'aula Cannizzaro, dell'Accademia dei Pericolanti, anche andando ad effettuare degli interventi di miglioramento degli impianti di climatizzazione, di illuminazione, però mantenendo quella che è la struttura originaria, quindi veramente qualcosa di speciale, un racconto unico, ma siamo veramente contenti del fatto che appunto anche i ragazzi abbiano questa voglia di partecipare, perché questo serve a rafforzare la conoscenza del nostro territorio, ma soprattutto a rafforzare le radici con il nostro territorio. Questa è la vista che si vede dal faro di Capopeloro. Dicevo proprio questo, volevo evidenziare come c'è una vista splendida, magnifica proprio dal faro di Capopeloro. Esatto, è una vista magnifica, ma per riallacciarmi al tuo discorso, alla tua domanda, ti racconto anche un aneddoto riferito ad altre edizioni delle giornate FAI, perché l'attività di promozione che viene fatta con i giovani poi rende i giovani dei piccoli ciceroni non solo per questi giorni, ma anche durante tutto l'anno. Considera che Messina è una città turistica per le crociere e ci raccontavano tanti ragazzi nelle scorse edizioni che si ritrovano a dare indicazioni raccolte, imparate durante le giornate FAI a tanti turisti che magari si presentano a Messina in giornate diverse. Sì, ed è questo lo spirito, cioè il progetto nasce per far conoscere i luoghi sicuramente ai visitatori, ma fondamentalmente è quello che consente soprattutto ai ragazzi di conoscere un po' quello che sono le nostre radici, quello di conoscere i nostri beni, tutto il
il percorso che hanno avuto per arrivare fino ai nostri giorni e chissà, sicuramente diventeranno delle sentinelle a tutela di questi beni. Grazie allora Francesco, ci fermiamo qui per questo collegamento, questa finestra sulla città di Messina che diciamo al pari delle altre città della Sicilia partecipa alle giornate FAI di primavera. Buon lavoro a te Francesco per la giornata. Grazie a Nico Pandolfini. Grazie a tutti e vi aspettiamo il 22 e 23 marzo. Grazie. Grazie. Adesso rientriamo in studio perché c'è un aggiornamento dalle agenzie, una intensa attività stromboliana è stata osservata dalle 22:25 di ieri da diverse bocche del cratere di sud-est dell'Etna del sistema di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Dal punto di vista sismico, dalle 20:30 l'ampiezza media del tremore vulcanico, che segnala la carica di energia dell'Etna, ha mostrato un repentino incremento e poco prima della mezzanotte ha raggiunto l'intervallo dei valori alti per poi ritornare sui precedenti livelli medi. L'INGV ha emesso un'allerta per il volo, il Vona, facendo salire di 2 livelli, da verde, poi giallo e successivamente ad arancione, ma l'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con la piena operatività dell'aeroporto internazionale di Catania Vincenzo Bellini. Facciamo una breve sosta e poi torniamo di nuovo in studio con altri ospiti. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora, ci colleghiamo adesso con la dottoressa Rosa Di Stefano, che è vicepresidente di Federalberghi Sicilia, oltre ad essere anche una collega giornalista. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, imprenditrice di grande successo, recentemente assunto anche l'incarico di vicepresidente di Federalberghi Sicilia e praticamente appena un mese fa è arrivato quello di presidente di Federalberghi Palermo. Una carica importantissima perché in questo senso è la prima donna a guidare l'associazione. Buongiorno, complimenti intanto. Grazie mille. È una grande responsabilità. Una responsabilità di continuità, senza dubbio, per il lavoro che è stato svolto fino adesso dal mio predecessore, mio marito Nicola Farrugio, quindi che verte sulla immagine della nostra Sicilia, il nostro territorio ovviamente turistico e i rapporti stretti, ottimi con ovviamente le istituzioni territoriali. È un percorso di rinnovamento quello che ha programmato perché ci sono nuove sfide da affrontare. Ci sono tante sfide a cui siamo abituati, la nostra è già una vita ventennale in Federalberghi, quindi continuare e innovare, questa è la novità che ci sarà sicuramente nel mio percorso, quindi con i punti saldi che sono stati fatti dal mio predecessore ci sarà quella punta di innovazione tipica anche di una donna, con i tempi di una donna, in un ambiente assolutamente molto molto ovviamente maschile. E speriamo di costruire proprio quel piccolo tassello in questa bellissima opera di mosaico che è stata costruita in tutti questi anni con il rapporto con le istituzioni, ma soprattutto dando ampio respiro ai giovani albergatori e anche al segmento dell'extra alberghiero. Le volevo chiedere, la sua visione è quella di rafforzare il confronto non solo tra gli associati all'interno chiaramente di Federalberghi, ma anche di introdurre degli elementi nuovi in modo tale da essere pronti. E quali possono essere questi elementi per il futuro? Perché la Sicilia, sappiamo, è una terra ambitissima da un punto di vista turistico e allora deve essere sempre pronta ad accogliere le sfide. Io sto lavorando su un programma fittissimo, ovviamente al fianco del mio presidente regionale, e sarà prestissimo presentato nel prossimo direttivo, quindi non sono oggi nelle condizioni di poter anticipare nulla perché devo rispettare dei tempi. Ecco, non posso, mi dispiace, non posso anticipare troppe azioni. Cercavo qualche di spoilerare. Ci stiamo muovendo, lo so, capisco perfettamente la vostra posizione che condivido appieno e farei anche io la stessa cosa, ma non posso anticipare delle azioni che verranno fatte a brevissimo e verranno ovviamente ufficializzate. Senta, però la Sicilia è stata inserita per il 2025, se non dico male,
tra le 3 mete italiane da non mancare assolutamente, ha pensato un po' dal New York Times. Quindi, ma la Sicilia rimane in testa sempre tra le località più desiderate dai turisti sia italiani che europei, ma l'isola è anche tappa fissa degli americani, grazie ovviamente ai collegamenti diretti con i nostri aeroporti con gli Stati Uniti. Infatti la data del 20 aprile, che è la nostra Pasqua fra un mese, è una data alta che si collega al grande ponte con il 25 aprile, con la festa della liberazione, e già lo start della stagione, dove stiamo già cominciando a registrare un 20% più rispetto all'anno scorso, in cui, che coincide con il 20% di presenze in più nella nostra regione. Questi sono dati comunque importanti, significativi, solidi per quanto riguarda... Sono dei dati solidi che tra l'altro coinvolgono non soltanto la struttura alberghiera ma anche l'extra alberghiero, proprio a dimostrare il fermento turistico che c'è in più segmenti, per più scelte, per diverse tipologie di alberghi, e parlo sia della città d'arte sia ai centri balneari che a quelli montani. Sì. Guardi, qualche giorno fa c'è stato un incontro con i 2 rappresentanti della giunta Schifani, presenti anche il presidente di Federalberghi Nico Torrisi, Sicilia, e tutto questo perché c'è un confronto anche su quelle che possono essere alcune novità di carattere normativo per il settore. Sì, che oggi verranno presentate all'Arts. Oggi pomeriggio alle 15 Federalberghi sarà presente, ovviamente tra le sigle ospitate, e oggi verrà reso. Ovviamente siamo molto contenti anche della collaborazione che c'è nella stesura dei regolamenti con il confronto con la nostra categoria, che avviene comunque in maniera continua. Senta, a tutela del nostro settore, Quello è fondamentale. Guardi, ci può dire qualche cosa, perché la Sicilia, dicevamo prima, è terra ambitissima dai turisti. Stiamo vedendo intanto delle belle immagini che ci arrivano dalle città. Proprio vorrei dire qualcosa che sento dentro, perché la gente perché sceglie la Sicilia? Perché la Sicilia, in Sicilia cerca il mito, cerca la bellezza, cerca la poesia, e noi stiamo cercando di contribuire a trasformare questa nostra offerta turistica, e negli ultimi anni ci siamo riusciti in maniera preponderante, grazie anche ovviamente ai dialoghi con i vari assessorati e la politica. Siamo riusciti a contribuire a costruire una nuova forma di presentazione della nostra terra, raccontandola nel dono del nostro cielo, quindi raccontando la nostra storia con la nostra tavola, la nostra passione anche verso l'accoglienza, perché comunque noi siciliani abbiamo un forte senso di appartenenza al nostro territorio, e siamo riusciti a contribuire a questa nuova forma di promozione del nostro territorio, che racconta il cuore dei noi siciliani e del nostro territorio. E che cosa mi dice di questo itinerario di 460 km che collega Trapani a Catania e offre ai visitatori un'opportunità, come diceva lei, di vedere tutti questi personaggi? Prima noi abbiamo visto un filmato che metteva insieme le bellezze, del mito, come i templi di Agrigento, le piste, innevate dell'Etna, il mare, le coste che sono splendide della nostra terra. C'è qualcosa da aggiungere? No, aggiungere il tempo sicuramente aiuta sempre a migliorare, non aggiungere in maniera negativa, ma migliorare la Borlime. Ma tutto questo fa solo bene al turismo e alla percezione che si ha del territorio siciliano, che è vivo e dinamico. Senta, c'è un punto critico di cui volevo parlare con lei, ma lo accenniamo semplicemente, che sono le concessioni demaniali. Questo è un tema che tocca aspetti non soltanto di gestione e di valorizzazione del patrimonio territoriale, ma richiede anche molto equilibrio. E da un punto di vista... È stato l'argomento. Sì. È stato un argomento di cui si è parlato nello scorso direttivo proprio qualche giorno fa, ed è ancora in corso, proprio a tutela proprio delle strutture alberghiere che hanno ovviamente lo spazio direttamente demaniale. Ma a presto uscirà un comunicato ovviamente come Federalberghi in Regione su tutte le novità.
è abbottonatissima stamattina, ci dice pochissimo, non siamo riusciti ad ottenere, diciamo, poco e niente. Avermi presentato come giornalista, devo dire, Da non questo è punto di servito vista, molto, perché sono molto donna di sistema. Vabbè, Perché comunque bisogna di fatto dire quando in maniera certa ciò che viene fatto in maniera definitiva, non in corso d'opera. Allora, aspettiamo di avere risposte certe e avere fatti Ci concreti. saranno risposte certe a breve, sì. E quindi magari molto presto ci potremmo risentire e ritrovare per parlare. Si sta lavorando tantissimo su questo segmento, questo sì, proprio tantissimo, in maniera serrata. In attesa di queste, di queste risposte, auguriamo buon lavoro. Una buona giornata, pomeriggio ci sarà questo appuntamento all'Ars, magari avremo qualche notizia in più anche da un punto di vista, diciamo, normativo direttamente in regione. Grazie ancora per essere stata con noi stamattina Rosa Di Stefano, che è la vicepresidente di Federalberghi Sicilia, ma anche presidente di Federalberghi Palermo. Buon lavoro e grazie ancora per essere stata stamattina con noi. Prima di fermarci e poi andare ad aprire il collegamento con Marco Amato, vi do un'altra notizia, un aggiornamento dalle agenzie, perché i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito di attività di controllo economico del territorio e anche di contrasto all'abusivismo commerciale, hanno individuato una attività di ottica esercitata senza alcuna autorizzazione all'interno di un appartamento che è destinato invece a civile abitazione. Ci fermiamo per vedere le pillole di almanacco e poi andremo invece a leggere le stelle. Lo faremo con Marco Amato. Oggi è una giornata speciale per tutti i francofoni del mondo. Il 20 marzo si celebra infatti la giornata internazionale della francofonia. Un'occasione per riscoprire la ricchezza e la diversità di questa lingua e cultura. Ma non solo, oggi è anche la giornata mondiale della felicità, un invito a sorridere e a godersi la vita in ogni momento. Ma vi siete mai chiesti che nomi vengono dati alle stelle? La nomenclatura delle stelle, inventata nel 1603 dall'astronomo tedesco Johann Bayer, è tuttora in uso. La stella viene indicata con una lettera greca seguita dal nome della costellazione. Le lettere indicano l'ordine di luminosità secondo gli strumenti disponibili nel XVII secolo. Le stelle vengono poi raggruppate in costellazioni, alle quali a loro volta viene associato un nome, come ad esempio Orione. Allora, vedo una tazzina particolare stamattina in tema con l'argomento che toccheremo con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Abbiamo uno dei nani, no? Parliamo di Biancaneve, sì. Esattamente. Lo vediamo, è brontolo, è brontolo. È brontolo, un po' in contraddizione col mio entusiasmo mattiniero nell'augurare buongiorno, però brontolo è con me anche questa citazione che è una crasi tra due favole, perché è la mela di Biancaneve, ma anche è la teca della Bella e la Bestia, quella che conteneva la rosa. Ho sintetizzato un po' di favole proprio perché oggi vi parlo di un successo cinematografico della Disney, ovvero il remake di Biancaneve. A interpretare Biancaneve in questo nuovo e più contemporaneo remake è Rachel Zegler. Ebbene, mi ha incuriosito moltissimo il fatto che lei è del segno zodiacale del Toro, il primo segno di Venere, ma il Toro nella fase zodiacale rappresenta proprio il cuore della primavera, della germinazione della natura, del bosco, dei frutti, e proprio questo mette in analogia un po' tutto il mondo delle fiabe, sempre con un bosco
un frutto più o meno avvelenato, un dono, è qualcosa che ha a che fare con lo scambio naturale, fisiologico ed alchemico delle cose. Il toro di per sé ha una natura che rappresenta la fissità e il cuore di primavera. Tutto quello che in toro è destinato comunque ad avere un lieto fine, per il semplice motivo che la natura vince sempre su tutto, al di là di ogni inverno, di ogni autunno che fa cadere le foglie, di un'estate di siccità, ma la primavera, come oggi in questa giornata in cui il sole entra in Ariete, celebra i segni primaverili, Ariete, Toro e Gemelli, come la forza della natura principale dello zodiaco. Oggi buona primavera a tutti, il sole entra in Ariete, per cui è il capodanno zodiacale, viva i segni di fuoco, tra l'altro anche la luna è d'accordo perché si sposta in Sagittario, il fuoco nello zodiaco oggi è imperante, inizia una nuova stagione, quindi cosa accade per i 12? Scopriamole insieme. Ariete, è iniziata la vostra stagione, quella della vostra propositività, quella del vostro senso zodiacale, ora ogni azione è possibile, tra l'altro anche Venere, Mercurio e altri pianeti si preparano a farvi una bella sorpresa entro fine mese. Da oggi di nuovo i capitani dello zodiaco. Toro, è iniziata la vostra stagione, già va tutto meglio, anche se un momento di ripensamento, un periodo più emotivo, un periodo in cui sarete più morbidi e vi scioglierete di più ai sentimenti, dando ascolto anche alle emozioni e alle sensazioni. Gemelli, ottimo questo sole amico di nuovo in Ariete che vi dà di nuovo energia e vi fa pensare che tutto è di nuovo possibile, soprattutto se lo fate in squadra, con amici, con un'associazione, nel gruppo di lavoro. Quindi forza Gemelli, la squadra è di nuovo vostra. Cancro, il cancro è il cardinale d'estate, quindi inizia la primavera e inizia la sua quadratura. È un momento un po' di sacrificio per il cancro, soprattutto che ha a che fare con il lavoro ed il divario eterno che c'è nella scelta tra amore e lavoro. Leone, ottimo per voi perché il sole, il vostro astro, entra in Ariete, quindi è in trigono. La primavera è l'inizio di quella che culminerà nella vostra cara e splendida estate, quindi nuova energia per il leone, si salvi chi può. Vergine, la giornata oggi presuppone una buona notizia, ovvero il fatto che il sole non è più in opposizione, è finito l'epoca dei pesci per quest'anno, inizia quella dell'Ariete, di nuovo meno stressati e molto più lineari e pronti a vivere le vostre vicissitudini. Bilancia, voi siete il cardinale d'autunno, per cui iniziando la primavera inizia la stagione opposta alla vostra, ma è proprio la stagione che vi metterà a tu per tu con quello che è il vostro senso zodiacale, ovvero la valutazione più corretta e attenta tra voi e gli altri. Forse avete sbagliato qualcosa, questo periodo servirà a rivedere un po' anche le vostre responsabilità. Scorpione, oggi sia il sole che la luna perdete presso di loro il loro sostegno, per cui può essere un momento in cui vi sentirete un po' smarriti, ma ci penseranno Venere e Mercurio a farvi una sorpresa tra poco, quindi non temete. Sagittario, ottimo anche per voi, fuoco imperano oggi nello zodiaco, quindi buona primavera anche ai Sagittario che ritrovano positività, forza ed energia e finalmente si tolgono i dubbi e le incertezze. Capricorno, cardinale d'inverno, iniziando la primavera inizia una stagione per niente congeniale a voi. Questo periodo servirà per i cambi di logistica, i cambi di scenario che volevate operare da tempo e che non avete avuto possibilità di fare. Acquario, ottimo per voi proprio perché si accende di nuovo la comunicatività, è primavera, quindi uscite di nuovo e sarete sempre più estrosi e appassionati in amore. Pesci, è finito il vostro anno zodiacale, il sole vi abbandona, rimangono con voi però Saturno e anche il vostro Nettuno che per fine mese vi fa una sorpresa. I pesci hanno costruito tanto, adesso è il caso di vedere i risultati di tutta questa azione. E detto questo, auguro a tutti, tra fiabe, mele e boschi, un'ottima primavera. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, buona primavera. Grazie Marco, a domani. Adesso torniamo ai quotidiani, lo facciamo con
con Emanuela Corsi. Allora, vediamo questa notizia su Repubblica, Angelo, perché insomma oggi, primo giorno di primavera, parliamo dell'inverno, un inverno senza neve, mai così poca in un anno si è dimezzata. Sulle Alpi? Sulle Alpi, ma diciamo che un po' in generale, perché ora ti faccio vedere tutta la cartina dell'Italia e le ripercussioni poi sui fiumi, naturalmente. Meno neve, meno acqua poi nei fiumi. Infatti, ecco il dato shock degli scienziati: calo del 57% rispetto alla media. Bacini idrici a secco, sarà un'estate difficile. Tu dici le Alpi, ma invece no, perché riguarda il problema anche la Sicilia. Il Simeto, meno 63% di acqua. Poi il Po è a meno 44%, l'Arno addirittura meno 97%, il Tevere meno 95%, il Fiumendosa meno 45%, il Volturno meno 98%, qua siamo nel sud, quindi vediamo anche qui dati altissimi, un po' meno il Brenta, meno 53%, quindi insomma un problema che tocca tutto lo stivale da nord a sud, isole comprese. E poi andiamo alla pagina invece dello spettacolo della Sicilia, intanto per dare questa notizia. Addio a Nadia Cassini, oggi ne hanno parlato tutti i giornali, Sogno d'Italia, protagonista del filone sexy degli anni 70 e 80 al cinema, e poi tra i primi sex symbol delle televisioni create da Silvio Berlusconi. Aveva 76 anni e purtroppo era malata da tempo. Qui la vediamo in una foto, non so se è Alvaro Vitali assieme a lei, vestito da donna. Sembrerebbe. Però non... Vabbè, diciamo erano i B-movie di quegli anni. E poi a proposito di cose osè, ecco, veniamo ai giorni nostri, perché torna sul grande schermo Gwyneth Paltrow con un film che si chiama Marty Supreme, e lei è la protagonista assieme a uno dei giovani del cinema più amati, Timothée Chalamet. Lei ha detto tanto sesso nel film con Timothée Chalamet, quindi è un film un po' piccante, diciamo così. Grazie Prego. Emanuela. Sei diventato tutto rosso. No, peraltro. Allora, una buona giornata, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, vi aspetto domani mattina e intanto, come sempre, chiudiamo in musica.